che ti devo dire, lo stadio non ci guarda subito i documenti. Dai Wagyu, dai, oggi è importante. Dai, ragazzi. Chi lo sa chi mi sta guardando in questo momento da qua dentro? E Wagyu, ciao, benvenuto e bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi Napoli-Bologna, come avete visto dall'intro, dal pullman del Napoli che si avvicinava allo stadio. Oggi in teoria ci avrei un ospite, però come magari starete vedendo da queste clip o le vedrete da qui a poco, niente, Gnabry mi ha raccontato di qualche episodio spiacevole, nel senso che lui è sceso dalla metro, si stava recando zona tribune, mi ha detto che praticamente è stato scortato dalla polizia perché indossava la maglia del Bologna e qualcuno probabilmente in mezzo alla strada gli ha fatto qualche problema. Adesso vediamo, magari ce lo facciamo raccontare da lui e vediamo cosa ci dice. In ogni caso Napoli-Bologna è una partita molto importante, soprattutto per loro. Speriamo di non fare brutta figura e niente. Entriamo e gustiamoci il pre e la partita. Allora ragazzi, questa è la situazione. Non si può entrare allo stadio con la maglia del Bologna, che è una cosa imbarazzante. E quindi adesso mi stanno scortando e niente. La polizia l'ha fermato 20 minuti, mi ha preso i documenti e ora speriamo di entrare. Ci ha dovuto andare con la maglia così. Ah, finalmente ci siamo insieme, però vedo che la maglia è al contrario. No, già è tanto che non mi hanno arrestato, perché me la sono vista brutta. 10 poliziotti mi hanno accerchiato, uno tra cui cattivissimo ha detto sta zitto, ascolta e non dire niente. Cioè, sono sentito in panico veramente ragazzi. Mai è successa una cosa del genere, solo perché ho la terza maglia del Bologna. La terza, nemmeno la prima. Però l'importante è che siamo entrati più o meno, cioè adesso lascia la lounge, sì, grandi rifarci col cibo. Ma voglio capire una cosa, il problema te l'hanno causato le persone in mezzo alla strada, quindi i tifosi del Napoli o i poliziotti? No, ma nessuno, ma c'era una persona davanti all'entrata dei distinti che mi aveva fermato un attimo e ho detto vado a prendere un'altra maglia, allora vado, faccio un mini scatto, poi uno mi dice oh ti sta seguendo la polizia, da lì sono girato e come potete vedere da questa clip mi hanno chiesto i documenti e da lì mi hanno tenuto con loro 20 minuti. Vabbè dai, tutto bene quel che finisce bene, nel senso non sei mai venuto al Maradona. L'inizio non è proprio stato quello dei migliori, però è esperienza, cioè mi sono cagato sotto sinceramente. Assurdo. Vabbè dai, entriamo, ti faccio conoscere un po' questa zona, no? Autorità, e vediamo cosa ne pensi. Esatto, speriamo di rifarci con buon cibo e dimenticare quello che è successo prima. Va bene, dai. Allora, ufficialmente dentro questa zona di stadio. Devo dire molto bella, cioè, manco San Siro c'è un'entrata così, molto scenografica. Infatti c'hai i campioni d'Italia, ex, vedi, infatti lo scudetto l'ha preso dal Napoli e l'ho messo qua. L'ho messo qua al Bologna. Veramente? Sì. Forse è per questo che mi stanno per arrestare. Adesso ho capito. Perché ti sei fottuto lo scudetto e l'hai cucito sul tuo petto. Esatto. Speriamo un giorno, chi lo sa. Ok. Allora, lì abbiamo il campo e ripeto, questa è la prima volta che vieni qui, sì. Quindi voglio vedere la prima reazione in diretta. Dai. Mamma mia. Sì, vabbè. Wow. Noi siamo qua. E noi siamo qua praticamente, è il terzo posto. Ma che figata. Che ne pensi? Wow. Ma è enorme. Musica a palla, sì. Siamo allo stadio o in disc? Dovresti usare i microfonini, Cazzo, è un peccato per sta pista qua, cioè, sembra... sì, c'è un po' di distanza, però secondo me è tanta roba. Sì, molto bello, sembra, sì, è tipo l'Olimpico, però questo è particolare, mi piace un po'. Ok, adesso pensiamo alle cose serie però. Andiamo a mangiare. Ma infatti, io che sono in campo, noi siamo venuti a mangiare. Dai. Allora, queste sono le scelte di Gnabry, eccole. Questo è l'antipasto. Ah, questo è solo l'antipasto? Sì, scusa, siamo all'inizio. Assurdo, buon appetito. Ragazzi, noi Napoli-Bologna senza offesa lo guardiamo con Marco Di Vaio, mamma mia, leggenda del Bologna e oggi direttore sportivo. Anno 2009-2010 ha fatto un sacco di gol, Di Vaio leggenda del Bologna. Sì, eccolo lì ragazzi, ce l'abbiamo proprio a 2 passi da noi. Wow. Bello. È fuori gioco penso. Come dire? Oh! Oh, assurdo! Non ci credo! Non ci credo! Boie!
Da quando è che non segna Ndoye? Cherry, Success e Ndoye. Tripletta perfetta, siamo uguali che stanno. E 2! Tornate a casa, no, ci siete già. Posh. Assurdo, io me lo sono chiamato, ho detto Posh. Ha segnato Posh. E siamo in Champions. Vergogna. Voglio 12 minuti 2-0, è clamoroso. Finisce, potenzialmente può finire 10-0. Mamma mia, voglio come i burattini in mezzo all'area. Fanno tutto quello che vogliono. Mamma mia, è tragico. Ma non può che Rigore! Rigore per la Juve! Ma si è buttato! No, assurdo ragazzi! La replay si è buttato, dai, l'hai visto? Sì, l'ho visto. Cioè, se l'ha toccato l'avrà sfiorato, ma... Vabbè. Non va neanche al bar. Ha rubato ragazzi, sta rubando. E ho rubato lo scudetto, loro rubano i rigori. Cioè, è caro. Ci mangiamo. Devi spostare, non faccio spostare. Ma mettetevi a accendere. Ma ragazzi io vado là. Ma scusa, è il tifoso del Bologna, perché non può stare qua? Ti apri? Ma infatti sì. Sì. Gabri, vieni qua. Vieni. Vieni, Gabri. Ma tutti stanno dicendo che puoi rimanere, te lo giuro. Secondo me già Facciamo una cosa che prende questa Bologna con amici, andiamo là, in linea, perché se ci gli addosso non maletti che ci penso pure a Bologna, se prendete la maglietta nuova e uno pensi che ti trattano bene, andiamo là, la forma è importante. Schiatta, mannaggia la miseria, anche se ci sono pure Mamma mia, cara, non lo so, mi piace che alzo un po', manco un voto. Ma buone voto, ma la storia, mi stanno a vire proprio la porta, né che vire né a capo. Andiamo! Siamo in Champions! Voglio contentezza dei giocatori del Bologna che giustamente festeggiano la Champions.